Pronti, via. Ecco, iniziamo, accomodatevi. Vi chiedo solo una cortesia, un po' di volume per favore. Un po' di volume per favore, grazie. Due piccole osservazioni di natura tecnica per poi riuscire a fare veloci. Vi ricordo che questa è una conferenza stampa, la presentazione del nostro programma che stiamo ultimando di scrivere la faremo con un evento, un grande evento, e quindi vi annuncio già che la faremo, penso, a breve giro di posta, anche come si dice. Due piccole osservazioni, vi chiedo solo una cortesia, me lo chiedono ovviamente tutte le televisioni che sono qui stamattina, di non impallare le telecamere, per cui considerate che di non passare davanti alle telecamere e cercate magari di utilizzare gli spazi lungo il muro. Prima di fare i ringraziamenti doverosi e di dirvi un po' portare un po' di riflessioni nostre, vorrei invitare, ma più che altro è lui che invita noi, lo ringraziamo, un grande applauso, Riccardo Donadon, che è lui è l'ideatore, io l'ho conosciuto ancora quando eravamo ragazzini, e è l'ideatore di quella che oggi noi definiamo la Silicon Valley italiana, che è qui in questo complesso dove lavorano 400 ragazzi. Lo volevo ringraziare per la disponibilità che ci ha dato della sala e della struttura, e ringraziare lui e Renzo Rosso, che so che anche lui ha dato questa disponibilità. Ringrazio anche pubblicamente Renzo, ovviamente tutti i soci, ma io passerei la parola al fondatore per un saluto. Grazie. Okay. Io intanto do un trattore che è il nostro simbolo a Luca, come buon augurio per la campagna. E niente, proprio una parola, vi do il benvenuto in H-Farm. Per chi non la conosce, sono contento che oggi ci sia stata questa occasione, perché così vi siete resi conto di cosa abbiamo fatto qui. Questo è un progetto che è nato 10 anni fa, che punta ad aiutare i giovani. Abbiamo investito più di 20 milioni in questi 10 anni per aiutare nuove imprese a nascere. Nei prossimi 5 anni ne investiremo il doppio, quindi faremo un investimento ancora più massiccio per fare questa cosa qui. Oltre a far questo, coltiviamo l'educazione, cerchiamo di fare in modo che i giovani, e non solo i giovani, imparino a utilizzare il digitale, che è importantissimo perché sta arrivando veramente un'onda enorme di innovazione e di futuro su tutto quanto il nostro mondo, per cui bisogna essere assolutamente preparati. Basta, è veramente un piacere avere qua Luca perché è un amico e gli voglio bene, per cui sono contento che lui sia qua con noi oggi per presentare questa cosa, e passo la parola a Luca. Grazie Riccardo. Grazie. Poi, voi sapete che quando sono andato al ministero mi ha detto: ma lei cosa farà? Mi sporcherò le scarpe di terra. Poi lui mi ha copiato e ha scritto big shoes, beautiful mind. Scarpe grosse, cervello fino, che è il payoff dell'azienda. Quindi grazie Riccardo per aver ricordato anche questo. Appoggio un attimo il trattore, grazie. Ringrazio tutti i presenti, veramente di cuore, tutti coloro che sono qui, dal nostro commissario Dozzo, al sindaco della città di Padova, al sindaco dei sindaci, Giancarlo Gentilini, alla storia della Liga Veneta Giampaolo Gobbo, ciao Giampaolo, e insomma un po' a tutti voi. Lasciatemi ringraziare ovviamente i ragazzi che sono venuti a venire oggi, che sono qua presenti. Grazie. Allora, questa è una conferenza stampa e quindi avrà i canoni di una conferenza stampa. E quindi noi americanate non ne facciamo, vogliamo semplicemente fare come si fa nelle buone famiglie. Quando si parte con una campagna, la nostra campagna sapete è quella di lavorare, ma vogliamo anche darvi una spiegazione di qual è stata l'idea fondante di tutto questo. La prima idea potrebbe essere poca spesa e tanta resa, nel senso che noi pensiamo che il mood, come direbbero gli inglesi, cioè il sentimento di una campagna fatta nel 2015 sia innanzitutto quello del rispetto nei confronti di chi non ha. Non dimentichiamoci che in questo momento in Italia ci sono 6 milioni di cittadini che vivono alla soglia della povertà, e che anche il Veneto è toccato da questo fenomeno, per cui noi abbiamo fatto una scelta da subito di pensare che la nostra campagna dovrà essere low cost. Perché l'abbiamo chiamato Click Day?
L'abbiamo chiamato Click Day perché il click, oggi virtualmente con questo click, noi cos'è che facciamo? Diamo l'avvio a tutto quello che è la nostra informazione. È una campagna che sarà sobria, è una campagna che sarà, come vedrete dopo, low cost, e vi spiegheremo perché, però vorrei anche ricordarvi che è una campagna che noi abbiamo deciso di autofinanziarci. Siamo stati degli iniziatori con questo principio nel 2010, scegliendo di non avere contributi dai privati, non perché questo faccia male, noi siamo a favore, della cancellazione del finanziamento pubblico, non ne abbiamo fatto assolutamente una malattia, però diciamo anche che in questo momento il cittadino ha bisogno dei segnali, quindi la campagna è tutta autofinanziata. Da chi? Da chi si candida, punto. Non c'è altro da aggiungere. E a me piacerebbe anche, ve lo dico con serietà, che magari noi candidati siamo chiamati a presentare la distinta delle spese ed è bene che sia così, no? Tutte le fatture, tu devi presentare le fatture, ma soprattutto i nomi e cognomi di chi ha pagato, di chi ha versato. Bene, la legge italiana ti dà tempo di presentarle dopo la campagna elettorale, quando sei stato eletto o sei stato clamorosamente battuto, quando magari a nessuno gliene fregherà più niente. Allora noi vi diciamo che la nostra è già virtualmente presentata perché di finanziamenti di privati, paraprivati o altre robe non ne abbiamo, cioè zero. Io spero che tutti gli altri candidati ci diano questa informazione prima di andare a votare, visto e considerato che poi avere le liste dei finanziatori dopo essere andati a votare, a noi cittadini elettori non serve nulla, perché io quando voto una persona vorrei capire chi la sostiene, questo penso sia il minimo. Detto questo, io passerei a dirvi già una cosa, questa è una campagna che parte dal basso perché noi abbiamo una campagna che parte con un principio che è quello di avere due fasi. Una prima fase che parlerà sicuramente di tutti quelli che sono i nostri risultati amministrativi, perché se qualcuno ti dice che in Veneto si pagano i ticket più alti d'Italia, noi abbiamo l'obbligo di dire che siamo l'unica regione dove non si pagano i ticket regionali, a differenza delle altre regioni, si pagano solo quelli imposti dal governo e addirittura sul super ticket di 10 euro imposto dal governo da noi c'è lo sconto per chi ha un reddito inferiore ai 29.000 euro annuali. E siamo anche l'unica regione dove non si applica da 5 anni l'addizionale IRPEF sulla sanità. Per cui se la virtuosità deve essere, noi a questo punto la scriviamo dappertutto. Quindi passerei subito, come si dice, allo scoprimento del primo manifesto che poi dà un'idea di come sarà. Quindi ufficialmente dichiaro aperto il Click Day e scoprirei il manifesto che poi farà parte di tutta una serie di attività. Eccolo qui. Eccolo qua. Allora, perché lo slogan? Perché quando è iniziata questa avventura, noi siamo stati letteralmente subissati da messaggi di amici, sostenitori, ragazzi, no? E gente più adulta, meno adulta, insomma, e tutti dicevano: ma bisogna, io mi metto a disposizione, vorrei fare qualcosa per la tua campagna, ma io scelgo Zaia, e ne è venuto fuori questo manifesto, un manifesto che adesso vedremo scorrere, che riporterà in tutte le sue versioni. Innanzitutto abbiamo pensato che sia un manifesto che dichiara la sua positività. Se qua ci fosse Tonino Guerra direbbe benvenuti nell'era dell'ottimismo, perché comunque di tutta sta roba grigia, adesso voi qui li vedete male, ma se li vedete nei video laterali vedete il colore e il rendimento che avranno i manifesti. E ovviamente i manifesti hanno tutti uno slogan diverso, quindi ce ne sono di decine di slogan. Scelgo chi è contro l'immigrazione selvaggia, li facciamo scorrere. Scelgo chi ha aiutato 14.000 aziende venete in difficoltà, con Veneto Sviluppo 1,5 miliardi di euro. Scelgo chi ha fatto diventare la sanità veneta la prima in Italia, disposti a dimostrarlo in qualsiasi sede di fronte a qualsiasi classifica nazionale. Scelgo chi crede nei giovani veneti e li ha aiutati con 200 milioni di euro per il loro lavoro. Prego. Scelgo chi sostiene le famiglie venete con 200 milioni di euro e questa è la storia degli asili, delle scuole paritarie. Scelgo chi ha aperto gli ospedali veneti di notte per le visite specialistiche. Scelgo chi lotta per un Veneto autonomo e indipendente. Scelgo chi sostiene gli anziani veneti con 3,5 miliardi di euro per i servizi domiciliari. Scelgo chi lotta per l'economia veneta e ha ottenuto 600 milioni dall'UE, è l'ultimo negoziato europeo
che abbiamo fatto, scelgo chi non aumenta le tasse e che vuole che i soldi dei veneti restino in Veneto e così via. Scelgo chi crede nella propria terra e sostiene l'agricoltura veneta. Sono alcuni slogan che ovviamente noi abbiamo coniato. Scelgo chi governa il Veneto con etica ed onestà. Penso che dopo quello che è accaduto in Veneto, se c'è qualcuno che può dire che noi ne siamo stati abbondantemente fuori, meno e neanche colpiti di striscio dalle vicende giudiziarie del Veneto, gli unici che lo possono dire siamo noi. Allora, come voi sapete, quando lancio le campagne vi do sempre delle novità. L'altra volta nel 2010 guardavo di traverso, stavolta guardo in faccia. E penso che questa campagna io la voglio definire assolutamente una campagna in linea con quello, e poi vedrete i prodotti dopo, con quello che sono le aspettative dei cittadini. A noi piace ricordare che sarà una campagna che costa poco, piace ricordare che sarà una campagna che ci autofinanziamo come dicevo prima e piace ricordare che sarà una campagna che parla di risultati. Perché dopo 5 anni di buon governo noi abbiamo l'orgoglio, l'onore e l'obbligo di dire ai veneti che noi siamo questi. Non abbiamo problemi a confrontarci. Se qualcuno ci dovesse dire che la nostra sanità del Veneto è passata dal primo al quinto posto, gli diciamo che invece di dire queste cose, leggerle sul bignami della sanità, venga da noi che le diamo tutte le tabelle e spieghiamo come funzionano le tabelle della sanità. Ma se qualcuno volesse dire che non abbiamo aiutato le imprese, diciamo che 14.000 imprese sono state aiutate in 5 anni con 1,5 miliardi di euro con la nostra finanziaria regionale. Ma allora passerei agli altri prodotti, perché le conferenze stampa debbono anche essere veloci e durare poco per dar modo poi a tutti di fare le domande, passerei agli altri prodotti e mostrerei il sito internet. Il sito che abbiamo, eccolo qui, siamo già, ovviamente immagino che si vedrà già lo streaming, questo lo facciamo scorrere, grazie, io non vorrei essere d'impiccio. Succede, eccolo. Facciamoci vedere magari la diretta streaming. Eccoci qua. Anzi, fra l'altro salutiamo tutti quelli che sono collegati e i tanti cittadini che ci hanno scritto e anche i giornalisti che magari hanno chiesto di poter avere il collegamento streaming. Vabbè, questo è il collegamento che riprende da remoto le immagini di prima. Eccoci qua. Boh, vedete, adesso siamo in diretta, quindi salutiamo tutti. Grazie per essere qua. Grazie mille. Torniamo all'home page. Torniamo all'home page, è inutile che io stia a spiegarvi come funziona un sito. Torniamo all'home per favore. Eccoci qua. Boh, vedete, adesso siamo in diretta. Togliamo anche lo streaming se non si sentiva roba in ritardo. Grazie. Grazie mille. Torniamo all'home page. Torniamo all'home page, è inutile che io stia a spiegarvi come funziona un sito. Torniamo all'home per favore. Eccoci qua. Boh, bene. Dal colpo vuol dire che non c'è più. Biografia, quindi la mia biografia, quella l'unica che riconosciamo che è ufficiale, non le tante cretinate magari che si leggono in giro. Manca la multa dei 200 all'ora, però ragazzi, cioè non potevo proprio scrivere tutto. Però l'ho pagata e voglio sempre ricordarvi che per dare un segnale e dire queste cose non si fanno nonostante fossi stato in autostrada, avevo la mia bella patente B, l'ho lanciata nella spazzatura, sono andato a farmi la patente C per dimostrare ai ragazzi che quando si sbaglia si paga. Io ho la patente del camion, perché voi non so se lo sapete, non potete rifare la patente che avete se non ve l'hanno buttata via, dovete decidere voi di farvene un'altra di grado superiore. Quindi vabbè, ma al di là di questo comunque c'è tutta la storia personale, amministrativa, eccetera. Passiamo a Radio Zaia, un altro comparto che è sostanzialmente l'occasione per dare dei messaggi, che sono messaggi quotidiani, idee, considerazioni su quello che accade. Penso che vedere assalito a Cadone, che è un bar di cinesi, e vedere i cittadini che corrono dietro i ladri con le sedie del bar sia il massimo delle soddisfazioni. Non ha prezzo vedere una scena del genere, e penso che quello sia anche una dinamica di come siamo tornati alla preistoria dell'ordine pubblico, dai grandi proclami del governo rispetto all'ordine pubblico agli avventori di un bar che rincorrono i banditi con le sedie in mano. Cioè, questo è quello che è la sicurezza in Veneto. E Diventa Runner è una sezione che vuole ovviamente dare una risposta a tutti coloro che ci chiedono di partecipare alla campagna. Le news,
le news, quindi quotidianamente daremo informazioni ed altro rispetto a quello che sta accadendo, accade e le attività che facciamo. Ed infine la fotogallery che dà modo di avere anche un resoconto di immagini di quello, vedete, ci siamo già, questa di questa mattina, ci siamo già con le attività anche di questa mattina. Andiamo ai social media, quindi Facebook. Noi la pensiamo come Tony Blair, che Tony Blair diceva, vabbè, ma se il cittadino non si fida più dei politici e dei media, c'è solo una soluzione, che è quella di parlarci direttamente. Eccolo qui, e quindi noi siamo questo è Facebook, e vabbè, Facebook lo conoscete, è inutile che stia qui a spiegarvi tutte le interazioni che ha Facebook. Ovviamente abbiamo già 25.000 persone che sono collegate al nostro portale, ed è anche l'occasione per ringraziarli tutti per il sostegno che quotidianamente ci portano. Ultimo aspetto, Twitter. Vabbè, questo è conosciuto magari di più dagli addetti ai lavori, so che i giornalisti ogni tanto si divertono a mandarmi consigli via Twitter, io li leggo sempre con attenzione, anche perché penso che sia un'occasione anche di scambio di idee, e soprattutto dettata dalla sintesi, che ci aiuta molto. Questo è Twitter. Chiuso questo aspetto, questa è una campagna che io definirei pop. Pop vuol dire popolare, pop vuol dire del popolo, pop è la family line di questa campagna, come vi ho detto, low cost, autofinanziata, ma fatta dal popolo. E allora quale miglior idea che l'agenzia, che poi vi presenterò alla fine, ha pensato di portare avanti rispetto a una disponibilità che abbiamo avuto da parte di molti ragazzi, di cittadini che avevano iniziato a mandarci dei video che noi abbiamo in cantiere, abbiamo in magazzino, abbiamo quasi un centinaio di video nei quali i cittadini, in maniera proprio, c'è questa foresta che cresce, che magari nessuno nota, ma diventerà una grande foresta equatoriale, cittadini, ragazzi che hanno iniziato a dire, ma io scelgo Zaia per... E noi abbiamo detto, ma perché questa campagna la dobbiamo fare noi? Ma la faccia direttamente il popolo, quindi la campagna pop che lanciamo è questa. Prego coi video. Sono tutte persone vere queste, reali. Sono Gianni, presidente del Cogeo di Venezia. Scelgo Zaia, scelgo chi lotta per l'economia veneta e ha ottenuto 600 milioni di euro dall'Unione Europea. Una persona che ho subito capito, una persona semplice, una persona che doveva comunque fare strada nell'ambito politico veneto, perché Zaia tiene molto il Veneto, praticamente è nato per stare in Veneto. Sono Alberto, meccanico, scelgo Zaia, scelgo chi non aumenta le tasse e scelgo chi vuole che i soldi dei veneti restino in Veneto. Una persona divertente, una persona sincera, un amicone. Sono Roberta, sono una panettiera. Scelgo Zaia, scelgo chi governa con etica ed onestà. Penso che Zaia finalmente è stato un presidente molto vicino al settore dell'agricoltura, in modo particolare al settore del vino, è un enologo. Sono Lara, un'imprenditrice agricola. Scelgo Zaia, scelgo chi crede nella propria terra e sostiene l'agricoltura veneta. La proposta di Zaia di mettere sorveglianza e l'esercito sulle strade può essere utile a una maggiore tutela del territorio, perché più occhi che guardano e più si è sicuri. Sono Lorenzo, lavoro presso un'azienda di trasporto pubblico locale, scelgo Zaia, scelgo chi lotta per la sicurezza dei veneti e ha stanziato 64 milioni di euro.
Mi sembra in pratica di vedere un imprenditore che ha a cuore la sua impresa, solo che la sua impresa si chiama Regione Veneto e i suoi collaboratori sono i cittadini del Veneto. Sono Marco, sono un imprenditore, scelgo Zaia, scelgo chi ha aiutato 14.000 imprese in difficoltà. Ecco qua, un applauso a tutti. Un applauso meritato per tutte queste persone, questi cittadini che comunque hanno chiesto, hanno dato la disponibilità. Non vi nego che nei social media troverete nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, quasi un centinaio di questi spot, alcuni anche autoprodotti. Questi fra l'altro sono fatti in maniera professionale per cercare per la presentazione di oggi. E ovviamente questi audio che voi sentite diventeranno poi gli spot che i cittadini sentiranno, cioè non noi che parliamo del nostro progetto, ma i veneti che parlano del progetto di questa avventura che vogliamo intraprendere. Io non aggiungerei altro, la campagna POP ve l'ho presentata, sarà una campagna come vi ho detto con le caratteristiche di prima, però non chiudo prima di aver ringraziato poi i fautori di tutta questa organizzazione comunicativa. Li vorrei anche chiamare qui, ho perso il foglio, però venite qui. Chiamo il proprietario dell'azienda, che l'azienda si chiama Emporio, Enrico Accettola, poi Mirko, Chiara, insomma venite tutti, eccoli qua. Ecco, considerate che qui avete un campione, loro sono un centinaio, hanno saputo organizzare bene i fattori della produzione, perché non è stato facile recepire questa istanza che arrivava dal basso e modificare la visione di una campagna che è una campagna classica, no? Mi permetto di dire, perché le campagne classiche sono che tu ti fai un bello spot, dici sono Zaia, vorrei dirvi che io sono il più bravo del mondo, invece no, la campagna a questo punto noi abbiamo deciso di farla fare ai veneti. E questa è una novità che non c'è mai stata e nella semplicità io sono convinto che questa campagna darà a noi soddisfazione e anche a voi. Quindi grazie per il bel lavoro nei social media, in quello che è la comunicazione, i murali, insomma tutto quello che verrà fuori. Grazie veramente di cuore. Emporio è l'azienda, grazie. Se ci sono domande da parte dei giornalisti, prego. C'è anche un microfono, prego, Filippo Tosato. Però una domanda te la faccio. Ho sempre uno che inizi, no? Ho scelto te. Sì, ci vuole. C'è stata la presentazione di una campagna elettorale precedente alla sua, che è quella di Alessandra Moretti, nella quale Alessandra Moretti ha promesso degli aiuti sostanziosi per le prime assunzioni, una specie di Job Act Veneto, e anche una sorta di integrazione salariale, comunque un forte sostegno economico alle persone che svolgono un praticantato nelle professioni. Su questo versante qual è il suo impegno invece? Beh, guarda, innanzitutto lo presenteremo col programma. Il problema non sono le garanzie che si danno in campagna elettorale. Oggi investire sui giovani under 29 significa avere un impegno economico che passa ai 400 milioni di euro. Considerate che il governo ha stanziato per tutte le politiche del lavoro 80 milioni di euro. Questi sono i dati, c'è poco da girarci addosso. La verità è che invece noi abbiamo oggi un progetto per il lavoro di 700 milioni di euro, che è un progetto che si rivolge a tutta una bella ricerca di fondi comunitari che abbiamo fatto, POR, e siamo la prima regione in Italia a tutt'oggi ad aver approvato il piano europeo. Quindi quando anche si dice, a volte alcuni dicono ma non si utilizzano i fondi comunitari, noi chiudiamo il sessennio che si chiude nel 31 dicembre 2015 con 448 milioni di euro dedicati
all'economia del Veneto. Ne apriamo uno con 600 milioni di euro, già negoziati, e in più per il mercato del lavoro, quindi il piano straordinario del lavoro, perché questo è il vero tema, e il piano straordinario del lavoro cuba per noi 700 milioni di euro. E penso che una delle sfide sia quella del lavoro, ma ce ne sono anche altre, che sono quelle della sicurezza, che sono quelle ovviamente dell'economia. Insomma, ne parleremo in maniera approfondita punto per punto quando presenteremo il programma. È ovvio che io mi sono dimenticato di dire che tutti questi risultati amministrativi una persona li può portare a casa se è una squadra eccezionale, quindi ringrazio i miei assessori, i miei consiglieri, tutti quelli che in questi 5 anni hanno creduto, mi hanno sopportato e mi hanno anche assecondato su molte scelte, a volte anche controcorrente. Oggi parlare del piano sociosanitario che si è fatto dopo 16 anni fa fico, no? Però 2 anni fa votarlo sembrava trincee di guerra, e quindi penso che questo merito debba essere dato al Consiglio regionale e a chi ha fatto delle scelte controcorrente. Altre domande? Prego, Alda. Tornerei sulla campagna low cost, autofinanziata. C'è un budget di spesa e come vi dividete la spesa? Guardate, è molto semplice, grazie per la domanda. Innanzitutto il budget ancora non c'è, nel senso che noi contiamo di suddividere l'importo in base ai candidati, in maniera molto semplice, senza tante fantasie, tante alchimie. Troverete, presenteremo alla fine le fatture con i nomi e cognomi di tutti i candidati quanto hanno messo, esattamente come è accaduto l'altra volta. Dico di più, oggi il budget penso che sia assolutamente low cost. Voglio solo darvi una dimensione però di cosa significhi low cost. Spedire a casa una lettera a tutti i veneti dicendo guardate noi siamo questi costa 220.000 euro, tanto per darvi una dimensione. Sono 80.000 euro di posta e 120.000 euro di stampa di un volantino. Stiamo parlando di 2 milioni di famiglie e stiamo parlando dell'informazione. Ovvio è che abbiamo molto da ridire sulla data che è stata fissata, che è una data che denota la paura di confrontarsi, perché chi fissa la data il 31 maggio ha paura che i cittadini vadano a votare, e quindi noi da oggi fino all'infinito faremo l'appello al voto. Diciamo ai cittadini andate a votare, perché questo è il più grande ponte dell'anno, il ponte del 2 giugno, che saranno circa 5-6 giorni con un giorno di ferie, con un giorno semplicemente lavorativo di mezzo, e penso che questa data sia stata scelta ad arte, perché c'erano altre date migliori, penso il 10 maggio, penso ad altre date. Se ancora una volta si sceglie tatticamente, hanno tentato la prima incursione con gli alpini, il 17, non gli è riuscita, hanno tentato la seconda con il ponte. Vi ricordo che il Veneto, a differenza di altre regioni che vanno al voto, ha una contiguità territoriale con la Croazia, tanto per dire, e quello è il primo ponte dell'estate di fatto, perché è il primo ponte dell'estate. Io non voglio neanche pensare a quanti magari hanno programmato di andare un sabato o una domenica a farci un giro fuori porta, come si dice, ma quel fuori porta un po' più distante, che potrebbe far sì che questi grandi strateghi romani potrebbero dire beh, cubiamo 20, 30, 40, 50 mila persone che non ci saranno. Noi comunque chiediamo a tutti di andare a votare e di non dar nulla per scontato, ovviamente. Ho un'altra domanda. Il fatto di specificare cosa la Regione ha fatto attraverso i video e poi i manifesti, immaginavate quindi gli attacchi che vi avrebbe fatto la candidata del PD Alessandra Moretti e adesso Flavio Tosi, e cioè che voi non avete fatto quasi niente? No, guarda, penso che è tutto secondo copione quello che sta accadendo, cioè, nelle campagne elettorali c'è chi ha qualcosa da dire e quindi porta risultati amministrativi, chi non ha nulla da dire attacca gli avversari, punto. Non mi sembra che non ci sia... Altro? Buongiorno Presidente, sono Giardini. L'Arena, 2 domande. Una, lei ha parlato di squadra, no? Parliamo allora di alleanze e di compagni di viaggio, diciamo, questa campagna elettorale. Mi riferisco soprattutto a Forza Italia e ai partiti e anche all'NCD che con lei hanno governato in questi 5 anni, se si auspica che l'accordo prosegua. E l'altra domanda è se ha già archiviato un po' la frattura con Tosi. Beh, guarda, inizierei dalla fine, cioè la frattura è sempre una frattura dolorosa, cioè quando tu condividi con delle persone, noi siamo una grande famiglia, cioè vorrei ricordare
che Lega in Veneto significa migliaia di militanti, sostenitori e simpatizzanti. Però è altrettanto vero che io sono abituato a guardare avanti. Noi guardiamo avanti, abbiamo una responsabilità nei confronti dei veneti che ci dicono di riprendere il nostro percorso amministrativo. Lo facciamo con serenità, lo facciamo senza le polemiche. Voi mi conoscete, non aspettatevi da me polemiche in campagna elettorale. Se gli altri parlano bene o male di noi ci fanno solo un piacere, lo facciano. I cittadini veneti non sono degli idioti che stanno lì a credere a tutto quello che si dice, perché quando tu dici che la sanità del Veneto fa schifo, vuol dire che l'unica roba che devi fare per coerenza è andare a curarti fuori dal Veneto. E per quanto riguarda i risultati, parlano da soli, parlano le statistiche nazionali, parlano i dati, parla il governo che sceglie noi come regione benchmark per la sanità, parlano i nostri bilanci, che non abbiamo bilanci in dissesto finanziario, parlano tutte le azioni che noi abbiamo fatto, i 925 cantieri dell'alluvione, i 360 milioni di euro investiti dopo l'alluvione che ancora oggi viene ricordata a livello nazionale per essere l'alluvione meglio gestita nella storia italiana, perché in 9 mesi si è riusciti a fare i decreti e liquidare 10.040 posizioni. Quanto alle alleanze, noi confermiamo, siccome siamo persone per bene e rappresento un partito di gente seria e non di idioti, come qualcuno vorrebbe dire, noi confermiamo che abbiamo lavorato benissimo con Forza Italia e con NCD, che allora nel 2010, quando ci siamo candidati, si chiamavano PDL, se non ricordo male. E quindi il risultato amministrativo è un risultato di un percorso fatto assieme, di una sfida vinta e affrontata assieme, e di anche molte giornate di difficoltà, perché amministrare è una cosa seria. Noi abbiamo la sola sanità del Veneto a 94.000 persone e ha un bilancio di 8 miliardi e 460 milioni di euro. Oggi i nostri percorsi si dividono, perché rispetto ad NCD voi sapete che nonostante la simpatia e la condivisione di progettualità, per noi c'è sempre la difficoltà di dialogare con un partito che comunque sceglie un'esperienza governativa che noi non condividiamo, però non è mai troppo tardi per mandare a casa Renzi. E per quanto riguarda invece Forza Italia, devo dire e confermo che il dialogo è un dialogo importante, è un dialogo che comunque oggi ci permette di partire da parlare di progettualità, perché noi non è che facciamo le alleanze in base alle poltrone, lo facciamo in base ai progetti, anche perché qualche progettino che sicuramente stupirà ve lo presenteremo nei programmi e sarà anche molto controcorrente, forse poco, come si può dire, poco gradito nel leggerlo subito, ma darà dei risultati assolutamente ai veneti, e per cui prima progetti e dopo alleanze, e di sicuro la porta non è chiusa. Altro? Ma non teme la possibilità che Forza Italia, c'è questo ragionamento che viene fatto con Berlusconi, decida di non appoggiarvi e di correre per conto proprio o con un proprio candidato o eventualmente appoggiando Tosi? Beh, queste fanno parte dell'eventualità della vita, cioè Lazzard, che è stato fondatore di una grande banca d'affari, diceva che chi rischia tanto perde tutto, chi rischia poco non guadagna nulla. E noi ci mettiamo esattamente nel mezzo nel fare le nostre robe, cerchiamo di rischiare il dovuto, ma soprattutto quando rischiamo pensiamo che dobbiamo anche governare, quindi non siamo disposti ad accettare compromessi. Ma Forza Italia devo dire che non ci ha mai posto compromessi in queste ore, ha semplicemente parlato con noi di progettualità. Poi sentite, dopo 5 anni di amministrazione nella quale ci ho lasciato qualche pezzo di fegato, no? E molte arrabbiature per quanto difficile sia stato amministrare, ma non con i partiti in generale, per i problemi che abbiamo avuto. Vorrei ricordare che noi abbiamo avuto il battesimo dell'acqua, ma siamo in svuotante che l'acqua da far paura, 235 comuni sotto acqua. Abbiamo avuto il battesimo della crisi, 150 imprenditori che si sono suicidati, ricordiamolo purtroppo anche oggi, notizie del giornale, una signora che si toglie la vita. E crisi che ha chiuso un sacco di imprese, difficoltà nell'occupazione, 200.000 disoccupati. Io dico che dopo aver passato tutto questo, tu hai l'obbligo semplicemente dei veneti di dire noi siamo così, sapete come amministriamo, diteci se vi va bene oppure no. Cioè sinceramente andare lì a arrampicarsi su per gli specchi con gli effetti speciali per portare a casa un voto per poi spartirsi le poltrone non ci interessa.
Per la sua rielezione teme di più la Moretti o Tosi? Beh, guarda, è come quando come si dice, da bimbo ti dicevano vuoi più bene la mamma o il papà, tu cosa rispondevi? Beh, è dura questa. No, beh, io penso che i nostri sostenitori non debbono dare nulla per scontato. Noi abbiamo i sondaggi alti, la gente ci vuol bene e tutto, però non vorrei che questo facesse, capito, facesse partire la politica del sofà, no? Che tutti sta davanti alla televisione tranquilli. Invece noi pancia a terra, farò anche le magliette, pancia a terra e lavorare, perché noi abbiamo un network in Veneto che è insuperabile, nessuno c'ha i nostri militanti, i nostri sostenitori, che non finirò mai di ringraziare, E dico che tutti i candidati sono temibili, perché comunque ognuno ha un suo stile, ha una sua progettualità, io spero, che non si limiti solo a parlare male del sottoscritto, e i candidati sono tanti. Io spero che siano tantissimi, ma non per strategia, perché così tutte le forze politiche del Veneto siano rappresentate nel nostro Consiglio regionale. E noi ovviamente corriamo per vincere, questo è poco ma sicuro. Scrivetelo con tranquillità, perché noi corriamo per vincere. Altro? Vi faccio notare che lo slogan non è voto Zaia, ma scelgo Zaia. Meditate sulla parola. Prego. Come si dice in Lega, siamo bei perché siamo così, no? Altre domande, ragazzi? Manca il senior qua, Bonnet non domanda niente oggi. I colleghi mi hanno preceduto. Una domanda sulla sanità. Tutto a posto, Marco? Gianni? Posto? Talebano? Posto? Ma su Venezia, sai, qui c'è il commissario e poi vi dirà cosa ha intenzione di fare, cosa farà il partito. Io dico che l'abbinata nella corsa con la regione, è fondamentale. Venezia si merita un sindaco che ami Venezia, punto. Non penso che spetti a noi far polemiche contro Felice Casson, gli auguro un in bocca al lupo, perché comunque tutti quelli che si mettono in gioco debbono essere rispettati. Non penso che sia questo lo stile che ci ha sempre contraddistinto. Noi faremo la nostra squadra, faremo la nostra partita con i nostri candidati. È una partita importante, è una partita identitaria, e se dovessi fare una sintesi, voi sapete che conosco quasi a memoria le memorie di Adriano della Rior Senar. Se dovessi fare una sintesi, perché a volte qualcuno mi chiede ma cosa diresti, che cos'è la cosa che più ti accrediti dopo 5 anni? Adriano diceva nelle memorie, c'è un tratto del libro che vi consiglio di leggere se avete più di 40 anni. No, se a me manco non serve che lo legge, ve lo garantisco io, perché è un libro che può far venire anche la malinconia per certi aspetti, no? Però Adriano era un grande. E lui diceva che il vero luogo natio è quel luogo dove l'uomo per la prima volta pone lo sguardo su se stesso. E io penso che un merito che abbiamo avuto in questi 5 anni è aver rifatto rifiorire l'orgoglio di essere veneti, l'orgoglio di difendere l'orgoglio di difendere il Veneto, l'orgoglio di capire che il vero luogo natio è il Veneto per i veneti, ma non serve essere nati in Veneto, perché si può essere veneti venuti dall'Italia, venuti da fuori frontiera, ma comunque condividere la sfida dei veneti, perché anche il modello di integrazione che noi abbiamo, che viene citato come uno dei modelli migliori, ci fa capire che se tu sei in Veneto e ti senti veneto, la sfida è una sfida che noi dobbiamo cogliere assieme. Altre domande? Scelgo chi lotta per l'autonomia e l'indipendenza del Veneto. E per noi non so se hai notato quanto organizzati siamo. Tu facevi la domanda, c'era già lo slogan. E no, dicevo,
noi nel programma confermiamo, a me spiace che i candidati non parlino di autonomia del Veneto, anche perché con 21 miliardi di tasse che ogni anno lasciamo a quei pantaloni a Roma, penso che... C'era qualcuno che voleva applaudire su pantaloni? Penso che sia doveroso porre la questione non sotto solo il profilo del residuo fiscale, ma anche sotto quello delle competenze. Questa mattina mi ha chiamato una radio e mi ha detto: ma cosa si fa adesso col sistema bibliotecario provinciale? Voi sapete che c'è il prestito dei libri, c'è chi porta i libri da biblioteca a biblioteca. La mia è stata la prima provincia sotto la mia guida ad avere il sistema bibliotecario provinciale nel 98 e il governo ha deciso che o ce lo paghiamo o si chiude il sistema bibliotecario provinciale. Il governo ha deciso che se c'hai l'epatite o te la paga la regione, se no lui non te la paga più i farmaci salvavita. Il governo decide che se sei uno che ha avuto danni da emotrasfusione o ti dai i soldi alla regione, lui non te li paga più quei danni. Il governo decide che se è un'auto storica il bollo o te lo paga la regione o te lo paghi te. Per carità, può essere un non problema quello dell'auto storica, ma è la filosofia. È come se io dicessi ai sindaci: vi do le competenze per aprire un pronto soccorso in ogni comune. E poi mi dicono: i soldi? Beh, tu hai le competenze però. Le competenze. Dicono che le tasse non sono aumentate. Io non faccio il test che ha fatto qualcun altro dicendo alzi la mano chi ha pagato meno tasse quest'anno. Però dico un'altra cosa, che è inutile dare gli 80 euro e poi lo stesso giorno aumentare l'IVA e inventarsi una nuova tassa che si chiama Tasi, perché così non si fa. Per cui l'autonomia per noi è irrinunciabile. E da dove partiamo? Dai 2 referendum che abbiamo proposto e deliberato in Consiglio regionale, che fino a prova contraria è l'unico organo di democrazia eletto dal popolo, che ha deciso di portare avanti 2 referendum, tutti e 2. Sono consultivi, non sono sovversivi, sono rispettosi della democrazia, sono sostanzialmente un'audizione del popolo che vuole esprimersi e, come accade in giro per l'Europa, io non ci ho visto scandali in Scozia quando la Scozia ha avuto la devoluzione, che è l'autonomia, e poi il referendum per l'indipendenza, che è l'indipendenza. Ho visto che il Scottish National Party l'ha portato avanti e lo ha fatto. Il che non vuol dire che noi siamo dei pasdaran, ma siamo semplicemente delle persone che, come diceva Rousseau nel contratto sociale, siamo stati delegati da qualcuno a rappresentarli. Siccome coloro che ci hanno delegato sono 1.400.000 veneti, noi portiamo avanti la delega con soddisfazione e la riporteremo avanti anche nei prossimi anni. Altre domande? Sì, oltre agli spot, alle iniziative sui social, ci sarà anche una campagna elettorale nelle piazze, nei luoghi fisici, nelle città. Per esempio, hai in programma di andare a Verona? Tanto per... Ma perché non ci dovrei andare, scusa? Sono già all'inaugurazione a Vinitaly, 3 giorni fisso a Vinitaly. Se manco io a Vinitaly, mi fai neanche a Vinitaly. Venite a vedere allo stand della regione che fila ci sarà i giorni del Vinitaly. Prego? È probabile che ci venga. No, l'ha dichiarato oggi a noi. Bene, bene, ben venga. Ma Vinitaly è la sfiera di tutti, Solo che io non ci vado solo in campagna elettorale, ci vado sempre. Quest'anno sarà piena di candidati, ne prendiamo atto, ma gli espositori si ricordano. Mi è venuta in mente una domanda. Allora, sul tema della composizione delle liste, lei più volte ha detto che sarebbe favorevole a un ricambio generazionale, chiederà l'applicazione del limite di 2 mandati? Ma guarda, io sinceramente penso una cosa, che il limite dei mandati applicato severamente non sia un passaggio necessario. I partiti sanno al loro interno rinnovare. Penso che sia fondamentale ridare un giro di virtuosità a quello che sono le candidature, il che non vuol dire che se uno ha 2 mandati è colpevole di chissà quale reato. Magari ci sono delle persone che hanno 2 mandati e sono persone che sono indispensabili per un progetto amministrativo. Magari c'è chi ne ha fatto uno solo che ha da mandare via a calci nel sedere perché non ha fatto nulla. E quindi ognuno sarà candidato in base ai meriti che ha avuto, se ha avuto dei meriti amministrativi, o ai demeriti che ha avuto, perché magari non ha combinato niente nella sua vita. Cioè, secondo voi io posso dire che Gentilini è uno che non è da candidare?
Non che dopo, però se dopo tolga il microfono. Via. Altre domande, dopo facciamo tutte le strette di mano che volete, però noi dobbiamo riconoscere a Giancarlo il grande lavoro che ha fatto. Io ricordo la puntata di Fantastico del 1993, nessuno se la ricorda. Il conduttore era Enrico Montesano. Giancarlo tagliava le panchine a Treviso e Montesano ospitava un immigrato in prima fila. Ma Giancarlo non ce l'aveva con gli immigrati, perché il miglior modello di integrazione in Italia è Treviso, ricordiamolo. Giancarlo ce l'aveva con gli spacciatori e con quelli che rapinavano le vecchiette, le sue amiche, nei giardinetti del comune. E se oggi Treviso ha un valore sociale, culturale, economico e di città del buon vivere, lo si deve a un sindaco come Giancarlo, a Giampaolo Gobbo, a tutti coloro che comunque hanno lavorato per questa città. Per cui grazie. Altro? Altro a posto, ragazzi? Domani sapete cosa deve fare? Aperture e foto. Grazie, buongiorno a tutti e grazie veramente di cuore.